Siamo sempre in fiera a Berlino qui per Fruit Logistica, dove devo dire non manca mai Opo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. Io sono in compagnia del presidente, diamo il benvenuto ad Adriano Daminato e al direttore Francesco Arrigoni. Buongiorno. Beh, naturalmente, insomma, vista la stagione, qui protagonisti ci sono i radicchi del Veneto. Ma Opo Veneto è un'organizzazione di produttori a 360 gradi che fornisce una vasta gamma di prodotti. Sì, ovviamente siamo d'inverno, portiamo i radicchi, però i clienti che ci contattano, i potenziali clienti, cercano una gamma molto più ampia perché si completa un po' quello che è la nostra immagine, il nostro territorio. Qui sono rappresentati tutti i soci di Opo Veneto. Il singolo socio non potrebbe mai affrontare naturalmente una realtà come quella di Fruit Logistica e quindi fare squadra serve, e penso sia anche un orgoglio per il presidente di Opo Veneto poter essere qui e rappresentare tutti i produttori. Hai colpito in maniera dettagliata, cioè proprio un orgoglio per tutti i nostri soci che qui oggi rappresento in questi giorni della fiera, che è sempre una manifestazione molto importante e dà soddisfazione soprattutto per i nostri prodotti che trovano sempre interesse qui. Adesso abbiamo visto che diversi anni che li presentiamo e comunque trovano sempre interesse, e comunque adesso, come diceva prima il direttore, c'è richiesta una più vasta gamma per dare un massimo servizio con questi prodotti di qualità, perché qui presentiamo non solo i prodotti ma anche i nostri territori, perché sono tutti quasi prodotti con il marchio IGP, e questa è la nostra soddisfazione, essere qui sempre presenti a Berlino. Grazie Presidente. Ma il concetto di qualità, direttore, mi pare di percepire che venga declinato un po' in modo innovativo, in modo diverso negli ultimi tempi. Sì, la qualità non è più solo sul prodotto, porta molto la comunicazione, quindi anche un vassoio che arriva direttamente nelle famiglie con il nostro marchio, ma è anche territorio di origine, quindi bontà dell'ambiente sostanzialmente, e rispetto della filiera, sostenibilità della filiera, rapporti equilibrati nella filiera. Ecco, queste sono le cose che la clientela cerca. Io penso che una delle sfide del mondo produttivo sia anche quello di ridurre sempre di più l'impatto ambientale, e mi sembra che insomma Opo Veneto stia andando in questa direzione. Esattamente, a Opo Veneto ci stiamo adoperando con tutti i mezzi, chiediamo l'aiuto quindi delle amministrazioni pubbliche, che bisogna continuare in quel progetto di sviluppo con la tutela del territorio, con la biodiversità, quindi rispettare i nostri territori, che rispettando i nostri territori sicuramente sappiamo, e i consumatori devono conoscere e sapere che arriverà sempre un prodotto più sano e di maggior qualità. Con territorio sano abbiamo dei buoni prodotti e se sono tutelati, maggiore è la tutela per il consumatore, che arriverà un prodotto sempre più tutelato e sano. Quali sono i valori, direttore, fondanti di Opo Veneto? Beh, territorio, sostenibilità e ambiente, insomma, sostanzialmente ambiente e sostenibilità sono un po', però l'aspetto sociale, l'aspetto socio-economico è molto importante, quindi anche la remunerazione delle filiere, corretta della filiera, dai lavoratori alle aziende agricole, è qualcosa che le grandi catene europee distributive cercano, e cercano garanzie e vanno a controllare quello che fanno i loro fornitori, perché per loro sono valori che devono essere comunicati anche alla clientela finale. Mentre innovazione di prodotto, che cosa potrebbe essere? Avete già pensato a qualche cosa? Le innovazioni passano attraverso forme di imballaggio nuove, magari che danno più shelf life sul prodotto, mix di prodotti, eventualmente anche minimamente trasformati o addirittura cotti. Stiamo cercando delle partnership che abbiamo anche in parte trovato con dei professionisti della trasformazione delle verdure. Grazie al direttore di Opo Veneto, Francesco Arrigoni, grazie ad Adriano Daminato, presidente, e qui dallo spazio espositivo di Opo Veneto è tutto, ridiamo la linea allo studio.